Ci vogliamo accostare alla parola di Dio. Amen. Alleluia, abbiamo bisogno della parola del Signore. Alleluia. Vogliamo aprire la Bibbia in Luca. Siamo nel Nuovo Testamento, Luca, capitolo 4. Leggeremo dal verso 16 fino al verso 30. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Luca, capitolo 4, dal verso 16 fino al verso 30. Dio sia lodato. Amen. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a mettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e reso all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, lo fu solo Naaman il Siro». Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono presi d'ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, che in questa mattina ci ricorda un episodio del ministero di Gesù. Gesù andava in giro a predicare, a fare miracoli, e un giorno tornò a Nazaret, dove era cresciuto. Tornò nella sua città, era conosciuto come Gesù di Nazaret, no? Proveniva da Nazaret, anche se era nato a Betlemme. E nella sua città, come abbiamo capito dalla lettura, non fu accettato. Entrò a Nazaret e andò in chiesa, nella sinagoga, era il giorno di sabato. Entrò in sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia. La Bibbia all'epoca non era raccolta in un unico libro, ma c'erano i rotoli, ogni libro era un rotolo. Era lunghissimo. Gli fu dato a caso, potremmo dire, il rotolo del profeta Isaia.
E guarda caso, aperto il libro, trovò, non lo andò a cercare, ma trovò subito agli occhi quel passo, e si riferisce a Isaia capitolo 61, versi 1 e 2, dove è scritto così: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Gesù lesse questi 2 versi. Non fu un verso cercato dal Signore, non fu un verso preso apposta, fu un verso della parola che lo Spirito Santo aveva preparato in quel momento. Così come ogni volta noi ci accostiamo alla parola di Dio, per quanto io possa preparare dei versi, un brano, qualcosa, ma è lo Spirito del Signore che manda la sua parola. Amen. E quando io chiedo, Signore, parla oggi, anche se cerco dei versi, un passo, cerco sempre di capire cosa il Signore abbia da comunicarci. E lo Spirito del Signore aveva da comunicare qualcosa a quella città di Nazaret. Una città che aveva visto il Figlio di Dio crescere, umanamente parlando. Difatti tutti lo hanno conosciuto, ma questo non è il figlio di Giuseppe e Maria? Da dove gli vengono tutta questa grazia nel parlare? Chi è costui? Lo avevano visto crescere, eppure avevano disprezzo per Gesù. Quello che Gesù ha letto è quello che troviamo ancora scritto in Isaia, capitolo 61, versi 1 e 2. E guarda caso, questi versi parlano di Gesù. Amen? Amen. E Gesù stesso, quando finì di leggere questi versi, rese il rotolo all'inserviente, si alzò in piedi e disse: oggi si è adempiuta questa scrittura. Amen? Amen. Cioè Gesù è l'adempimento di quello che era il piano di Dio, di salvezza, già preannunciato, pensate, da Isaia 800 anni prima della venuta di Cristo. E quando dice lo Spirito del Signore è sopra di me, ciò che era stato predetto 800 anni prima si era realizzato lì in quel momento. Gesù stava parlando: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha unto. Gesù veniva chiamato il Cristo. La parola Cristo vuol dire l'unto. Gesù, l'unto di Dio. Gesù, il Cristo di Dio. Amen? Gesù di Nazaret, il Cristo. Perciò mi ha unto, dice Gesù, leggendo, per evangelizzare i poveri. Amen? Cosa vuol dire evangelizzare? Annunciare l'Evangelo. Cosa vuol dire Evangelo? Buona notizia. E grazie a Dio perché abbiamo questa buona notizia. Amen. Amen? Una buona notizia ci è stata annunciata. In mezzo a un contesto, a un mondo nel disordine e pieno di tante brutte notizie, c'è una buona notizia che ancora sussiste. Alleluia. Nonostante siano passati diversi secoli, ancora questa buona notizia c'è, esiste. Alleluia, è che Gesù salva. Amen. Amen. Che Gesù Cristo, l'unto di Dio, è il vivente. Amen. Amen. La buona notizia è che Dio ha mandato il suo figliuolo per salvarci, per offrire il suo perdono. Amen. Alleluia. Per ricongiungerci al Padre, per unirci di nuovo al Padre, perché il peccato ci aveva separati. Amen. Alleluia.
Alleluia! Questa è l'opera di Cristo, lo scopo per cui Cristo è venuto, per evangelizzare i poveri. Ancora dice, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, ma non a coloro che erano in carcere perché avevano commesso dei reati, ai prigionieri nel peccato, ai prigionieri del peccato, perché il peccato lega, imprigiona le persone, non le rende libere. Amen. Dio mi ha mandato, dice Gesù, per annunciare la liberazione ai prigionieri. Gesù libera dal peccato, ancora oggi. Amen. Amen, alleluia. E ancora mi ha mandato perché i ciechi recuperano la vista. Amen. Amen. Alleluia, sì. Ciechi fisicamente e anche ciechi spiritualmente. Alleluia, Gesù ha ridato la vista ai ciechi, ma ha ridato la vista anche a noi che non eravamo ciechi materialmente parlando, fisicamente parlando, ma eravamo ciechi spiritualmente parlando. Così come erano ciechi in quel momento gli abitanti di Nazaret, che avevano il privilegio di avere nella propria città il Figlio di Dio, il Cristo, l'Unto, il Salvatore, il Redentore. Eppure, con disprezzo, sentendolo parlare di queste cose, è stato rifiutato. Alleluia! Non è costui il figlio di Giuseppe? Alleluia! Ma Gesù, conoscendo i pensieri, risponde, li anticipa, no? In quello che volevano dire. Certo, voi mi direte, medico, cura te stesso. Era un proverbio. Come dire, pensa per te, no? Invece di pensare agli altri. Noi siamo peccatori. Chi credi di essere tu? Ma io vi dico in verità che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Gesù sapeva di non essere accettato in quella città dove era vissuto. Ma nonostante tutto, offre la sua parola. Nonostante tutto offre la sua presenza. Anche se viene rifiutato, lui è lì. A pensare questo, dico, Signore, com'è grande il tuo amore. Alleluia. E pensate, ancora oggi Dio offre la sua parola. Ancora oggi Dio offre la sua grazia. Alleluia, quando dice mi ha mandato anche a proclamare l'anno accettevole del Signore, vuole dire mi ha mandato a proclamare l'anno della grazia di Dio, il tempo nel quale Dio offre la sua grazia. Alleluia, e questa grazia è stata rifiutata. Alleluia, in quella città da Nazaret, ma non solo quella città, viene anche rifiutata in questo mondo. Ma noi siamo la Chiesa del Signore. Amen. Dobbiamo continuare a parlare della grazia di Dio. Amen. Alleluia, amen. Amen. Troveremo tanti oppositori, tanta opposizione, ma siamo la Chiesa di Cristo. Amen. Il messaggio rimane lo stesso. Amen. Parliamo di Cristo. Sapete, in tanti, magari in centinaia di persone, forse uno accetterà Gesù nella propria vita, ma per quell'uno che accetta Gesù ne valsa la pena. Amen. Amen. Alleluia. Pensate, in cielo c'è festa quando un solo peccatore si ravvede. Amen. E così come Chiesa del Signore, riscattati dal Signore, dobbiamo anche noi trovare gioia nel vedere anche un'anima accettare il nostro Signore e Salvatore. Amen. Alleluia, Dio ci dia grazia a non demordere, ma a continuare ad annunciare l'Evangelo. Lo stesso Vangelo che non deve essere adeguato ai tempi. Il Vangelo è sempre stato così e sarà sempre così. L'Evangelo è per tutti i tempi. Amen.
Qualcuno dice, ma dobbiamo venire incontro ai tempi, ai giovani. La parola del Signore è sempre parola del Signore. I tempi cambiano, ma la mia parola non cambierà mai, dice il Signore. Cielo e terra passeranno, tutto passerà, ma la parola di Dio non passerà mai. E ne abbiamo la prova, vero? Amen. Nonostante tanti secoli, tante persecuzioni e tanti tentativi di far scomparire ogni scrittura, ancora la Bibbia è il libro più letto al mondo. Amen? Il libro più diffuso al mondo, e sempre lo sarà, perché è parola di Dio. Amen. Alleluia. E poi Gesù spiega alcune cose. Lì mentre si trova alla sinagoga, parla al tempo di Elia, quando Elia pregò che non piovesse sulla terra, e così è stato. Non ha piovuto sulla terra per 3 anni e 6 mesi, senza pioggia. Carestia. Si moriva di fame. Però, dice il Signore, in Israele c'erano tante vedove, ma il Signore fece grazia e mandò Elia solo ad una vedova. E le altre, il Signore non fece grazia alle altre, solo a quella vedova, ma quella vedova era particolare, cercava il Signore, aveva timore di Dio. Amen. E così al tempo del profeta Eliseo la lebbra era molto diffusa, eppure il Signore guarì solo uno dalla lebbra, un ufficiale, un siriano. Gloria al Signore. Naaman il Siro, vi ricordate? Tuffati 7 volte nel Giordano e sarai guarito. Prima si ribellò, però poi ubbidì a quella parola, si tuffò 7 volte sul fiume, nel fiume Giordano, e fu guarito. Però c'erano altri ammalati di lebbra. Perché il Signore non guarì pure gli altri? E perché Naaman poi si convertì al Signore. La parola di Dio è per tutti. Ma perché tutti non accettano il Signore? In parole povere vuole dire questo Gesù. Amen. Amen. C'è chi accetta e chi non accetta. Voi non mi accettate, ma altri saranno ancora salvati dalla mia parola. Amen. Per questo si arrabbiarono, lo presero di forza e lo volevano far precipitare giù dal monte. Ma non era così che Gesù doveva morire. Amen. Amen. Gesù doveva morire in un altro modo e noi sappiamo in quale modo, vero? Amen. Alleluia, in un modo più infame ma glorioso. Doveva morire alla croce. Doveva morire alla croce per offrire ancora salvezza oggi al mondo che giace nel peccato. Amen. Amen. Alleluia. Tentarono di ucciderlo, ma Gesù passò tra la folla e non riuscirono a frenarlo, fermarlo per buttarlo giù. Gloria di Dio. Amen. Alleluia. Il piano di Dio sussiste per sempre. Anche se l'uomo tenta di ostacolare il piano di Dio sussiste per sempre. E Dio ha ancora un piano per questo mondo. Alleluia. Cerchiamo di vedere le cose come le vede il Signore. Da 2 anni stiamo vivendo questo periodo di pandemia. Il mondo è sconvolto. Ma non vedete voi ancora una volta che Dio sta chiamando l'uomo? Amen. Alleluia.
Dobbiamo ritornare a Dio. Amen. Il mondo deve accettare il Signore Gesù. E la Chiesa deve ritornare ad essere quella Chiesa che splende. Amen. Amen. Amen? Che splende di luce di Cristo in questo mondo di tenebre. Alleluia. Alleluia, dobbiamo ritornare a vivere una fede vera, genuina. Dobbiamo ritornare a cercare nella semplicità il Signore. Alleluia. Dobbiamo gioire quando udiamo la parola del Signore. Amen. Dobbiamo gioire quando si canta per lodare il Signore. Amen. Alleluia. Dobbiamo gioire quando abbiamo l'opportunità di stare insieme Alleluia. e di offrire il nostro culto al Signore. Alleluia. Gesù è in mezzo a noi. Amen. Amen. Noi non siamo una sinagoga, siamo la Chiesa del Signore. Amen. Alleluia. La sinagoga era un luogo di culto, il luogo di culto degli ebrei. Alleluia, questo locale è il nostro locale di culto, Alleluia. ma la Chiesa siamo noi viventi. Alleluia. La Chiesa non è il monumento, l'edificio, le mura. La Chiesa siamo io e te messi insieme, uniti dall'amore di Dio. Alleluia. E quando stiamo insieme si realizza qualcosa di particolare. La sua parola si rivela vivente. Amen. Amen? Proprio come in quel giorno di sabato, in quella sinagoga, quando Gesù ha letto quel libro di Isaia, quei versi al capitolo 61. Qualcuno può dire, ma gli hanno preso apposta quella parola. No, non è mai apposta nulla. È il Signore che parla. Amen. Lui che conosce i cuori, gli spiriti, gli animi. Lui parla, perché con la sua parola vuole rettificare il nostro cammino. Con la sua parola vuole correggerci. Con la sua parola vuole alimentarci per vivere, spiritualmente parlando. Amen. Alleluia. Con la sua parola vuole guarire le anime nostre, Alleluia. ferite, danneggiate dal peccato. Amen. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia di adorarlo ancora in spirito e verità. Alleluia. Non pensiamo mai che la parola sia stata presa apposta per noi. La parola di Dio giunge dal cielo. Alleluia. Vi dico questo perché qualcuno a volte mi ha detto in tanti anni, tu hai parlato apposta per me. E io non ho parlato apposta per nessuno. La parola di Dio è utile, è scritto, a correggere, ad educare, affinché l'uomo possa essere completo, il servo del Signore possa essere completo e di nulla mancante davanti a Lui. Quindi io dico gloria a Dio quando il Signore ha da correggerci. Amen. È sempre una benedizione, anche la correzione è sempre una benedizione, perché vuol dire che il Signore ti ama e se ti corregge è come un padre che corregge i propri figli. Amen. Amen. Allora diciamo grazie Signore Alleluia. per la tua parola. Tu sei il Cristo, amen, l'unto di Dio. E Dio ti ha mandato affinché noi potessimo ottenere misericordia davanti a Lui. Alleluia. Salvezza e vita eterna, guarigione, benedizione, pace, gioia e prosperità. Alleluia! Vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria a Dio.